sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio. Che ne sai di un ragazzo per bene, che mostrava tutte quante le sue pene, la mia sincerità per rubare la verginità. Che ne sai? Davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita, e nuove notti e nuovi giorni. Cara, vai o torni con me, davanti a te ci sono io. Dammi forza mio Un altro uomo e nuove notti e nuovi giorni. Cara, non odiarmi se puoi. Conosci me. Che ne sai di un viaggio in Inghilterra, che ne sai di un amore israelita, di due occhi sbarrati che mi hanno detto bugiardo è finita. Che ne sai di un ragazzo che ti amava, che parlava e niente sapeva, e con quel che diceva chissà perché, chissà, adesso è verità. Davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita, e nuove notti e nuovi giorni. Cara, vai o torni con me, davanti a me ci sono io. Dammi forza mio Un altro uomo e nuove notti e nuovi giorni. Cara, non odiarmi se puoi, se puoi. Ma ciao Anita! Ma ciao, bentornata. Bentornata la mia Juanita, la Già. vostra Juanita. Bentornati in casa Peretti, amici a casa 348 e 80 e 40 e 254 il numero per tutti, ma proprio tutti i vostri messaggi, quindi tutte le vostre fotografie, i vostri saluti. Siamo arrivati all'ultima settimana prima delle vacanze. Domani sera qui con me Amedeo Grillo, poi mercoledì uno speciale di nuovo su Eros Ramazzotti, giovedì avremo qua l'uomo dal Papillon d'Oro, e venerdì io, te, Luciano e Lino al basso. Ma Comunque che io una settimanina di mare l'ho già fatta. Ma si vede, sei Si vede. nera. Te, abbronzatissimo, io bronzatissima. ti amo e tu lo sai, a due passi da... Potremmo farla questa sera quella. Potremmo anche farla. Magari nella pubblicità la proviamo. Magari Vabbè, anche no. mi piacerebbe anche fare Sì. delle vostre richieste, ma Certo. per far ciò dovete mandarcele al 34880 40 254, come dicevo prima, ultima settimana insieme, poi ci fermiamo per le vacanze, ma come ho detto sarà una settimana ricca di tanta musica. Stamattina, andando a curiosare un po'
tra le tante canzoni che nascono, anzi che tengo nascoste nel mio computer, ho trovato una chicca, ma una chicca di Massimo Di Cataldo, bellissima, molto soft. La facciamo così, pianoforte voce, io e voi. Certe sere, lo sai, a casa non tornerei. Una preghiera non c'è per non sentire il vuoto in me, e ci si arrampica i sogni, ma si cade giù, e con i lividi addosso poi non si vola più. E poi mi dicono ancora, fai cantare tutti Enrico, non eri quella per me. Ma che ne sanno di noi, di come vivo senza te? E il tuo profumo sul letto non vuole andare via, e certe sere ho paura di che sarà di me. Chi mi darà la sua mano? A chi darò la mia mano? Io non so più se una risposta c'è, se nascerà ancora il mondo, se salirò dal mio fondo. Io te lo giuro, sai, ho paura di che sarà di me senza di voi. E un'altra notte già qui, sulla mia cena a metà, sulle parole che tu avrai scordato ovunque sei, e questo freddo che ho dentro è già una malattia. In questo mondo sbagliato tu non sei più mia. Chi mi darà la sua mano? A chi darò la mia mano? Io non so più se una risposta c'è, se nascerà ancora il mondo, se salirò dal mio fondo. Io te lo giuro, sai, che ho paura di che sarà di me. Non potrò scordarti mai, mentre il mondo scorda me. Ora che tu non ci sei, dimmi che sarà di me. L'avete mai sentita fatta così? Forse no. Ciao Anita! Insomma, ti è piaciuta? Sono stato un po' di qua, un po' di là, ma devo rispondere a un amico che ha mandato un messaggio, sì. che non è ancora arrivato il portachiavi. È arrivato a tutti il portachiavi, Oh. quindi potrebbe esserci un problema nelle poste italiane. Quindi se gentilmente il nostro amico Maurizio di Villadossola ci manda di nuovo il messaggio, noi rispediamo il portachiavi. L'indirizzo vuoi dire? Sì, l'indirizzo, esatto. Se in regia puoi mandare l'indirizzo esatto, noi ti rispediamo il portachiavi, anche perché questo portachiavi qua ormai lo vogliono tutti come fare per averlo, e dovete giocare un mese fa. Adesso magari non è più, si tornerà Ma in sì, quiz, perché no? tornerà in quiz. Juanita, senti, dobbiamo fare dei Dimmi. saluti perché abbiamo fatto delle serate bellissime, Torre Pellice, poi tu sei stata a una festa domenica con tanti Ah, amici che ci seguono, spettacolo. quindi fai Sì. un po' di saluti, io ti preparo la prossima canzone. Allora vai. sì, li ringrazio tanto perché davvero sono stati fantastici. Anna Maria, Giuseppe, i suoi genitori, poi abbiamo avuto l'onore di avere Claudio, sua moglie, i suoi figli. Insomma, è stato veramente un bel pomeriggio. Io li ringrazio tanto tanto. E i dolci che E fa io? sua mamma Enrico. Hai preso qualche chilo in più? No,
No, Perché sono perché stata... Juanita si tiene, Juanita si tiene. si tiene. Io invece ringrazio Cristina del Britannia Pub di Torre Pellice e tutta la Proloco di Torre Pellice perché abbiamo fatto una serata sabato sera incredibile. Abbiamo iniziato a suonare, c'era la via completamente piena di persone che cantavano e battevano le mani insieme a noi. Poi è arrivata la pioggia. Certo. Scende la pioggia, ma che fa? È arrivata la pioggia, sono stati tutti via. Io ho preso gli strumenti, li ho coperti tutti. Poi a un certo punto, dopo 20 minuti, ha smesso di piovere. E noi abbiamo riniziato a suonare. Il discorso è che a Torre Pellice c'erano 6 o 7 band sparse che sono andate via. Invece Peiretti ha continuato, sono arrivati tutti lì, quindi era più pieno di prima. Abbiamo che fatto bello, un finale. grazie mille. Ti ricordi il finale? Il finale, ho stretto le mani a tutti, tutti su. Sì, certo. Raga, Dai, che bella è stato serata. carino, grazie, Se voi Torre volete Pellice. la musica di Casa Peretti nella vostra festa, magari a settembre, perché mandateci un messaggino, contattateci in privato. Noi siamo contenti di venire a fare tutto ciò che vedete qui in televisione nel vostro paese, insieme alla vostra Proloco, o perché no anche in una vostra festa privata. Assolutamente ok? sì. Adesso andiamo avanti con la music perché arriva Gloria Stefan, la canzone con la quale io ho conosciuto Juanita, perché sì? in quel karaoke di ormai 100 anni fa 120 tu proprio. cantasti proprio questo brano. Non mi ricordai. Io ero lì in console, vidi lei arrivare, voglio cantare oi, faccio ehi là là, cos'è in piemontese? Ehi. No, non è in piemontese. Vai. E da lì tuo cavallo di Dodi Battaglia ha Di Dodi funzionato, Battaglia, un saluto a Dodi. molto bene. Un saluto a Dodi che anche è stato ospite qui sì, in casa Peretti, anche se lui era a casa sua. Se volete rivedere la puntata con Dodi è su YouTube, ha avuto già tante visualizzazioni. Ormai parliamo di secoli fa. No, secoli no, però. Secoli fa. Un anno? 2? E forse anche 3, mia cara Juanita. Caspita, perché come il passa il tempo tempo. loro pensa che non erano più i Pooh. Poi sono tornati di nuovo i sì, Pooh, ma si ai erano tempi sciolti. esatto. Vabbè. A proposito di Pooh, andiamo a cantare adesso un brano che non c'entra niente con i Pooh, però è di Riccardo Fogli, che Sì. adesso è tornato e poi insomma hanno fatto pace. Ma io sono contenta perché Sì, perché quando si bisogna litiga bisogna fare pace, Sì. vero? Ricordatelo questo nella Sì, vita. adesso Anche me lo quando, segno. quando litighiamo io e te, perché dovete capire che nelle prove e soprattutto quando suoniamo in giro è una guerra unica, ragazzi. Sì. Una guerra Provate unica. a lavorare con Peiretti. Quando suoniamo insieme mi lancia delle frecciate che arrivano proprio dritte qua. Hai presente il proiettile di Trump? Uguale, no? Quindi devo fare attenzione anch'io a schiviarle un po' perché se no mi prendono. Però qua. peccato che la volta successiva è uguale. Sì, a proposito di serate in giro, prima di andare a cantare Maledetto l'amore di Riccardo Fogli, abbiamo una notizia da darvi, anzi un bel appuntamento per noi, per voi e soprattutto per tutti quelli che decidono di tenerci compagnia al Centro Culturale I Topi di Luserna Alta, sabato alle ore 21, e c'è una novità. Noi faremo tutta la nostra bella scaletta, ma alla fine dedichiamo ai nostri amici l'ultima mezz'ora. Che bello. Nel senso che se fate cena e volete cantare una canzone insieme a noi, bene, l'ultima mezz'ora apriamo questa sorta, non mi piace chiamarlo così ma è il modo più veloce, di karaoke insieme. Quindi se fai cena canti una canzone con me, Juanita. Molto bella questa idea. Bravo. Mi fa un complimento, Bravo, ragazzi. bravo. Se avete lavato la macchina mettetela in garage, perché se mi fa un complimento domani piove, ma proprio tanto, cioè proprio tanto, allarme meteo. Certo, sicuramente. Andiamo dai a cantare Maledetto l'amore. Ci spostiamo un po' così vediamo anche Riccardo. Ok. Amore mio infinito, un giorno dissi ti amo, non ho più respirato senza il tuo respiro, non ho mai visto prima di vederti e tu dici adesso che mi vuoi lasciare, dimenticare tutto e tutto questo confonde, ma l'amore mio invincibile in fondo al mare va a fondo, la soluzione esiste in questo immenso morire, è quella di portarti via in questa notte. Maledetto l'amore, ti sfiora e ti ferisce come il morso di un cane fedele. Maledetto l'amore, divino e misterioso, protegge gli amanti dal suo colore.
Vabbè, però maledetto l'amore, cioè. Però mi piace questa frase che fa male come il morso di un cane fedele. Rende l'idea. A te è mai successo di essere morsa da un tuo cagnolino? No, io No, può succedere. Io li dico, tutti mi vogliono tanto bene, lo Ma sai. anche Blasoni vuole bene. L'altro giorno mi ha fatto uno sgraffignun di quali è rimasta agganciata si a vede maglietta. che te lo meritavi. Ma no, è rimasta agganciata. Vabbè. Andiamo in pubblicità, 3 minuti e mezzo, torniamo. Voi mi raccomando non cambiate canale, nel frattempo noi siamo qui pronti a leggere anche tutte le vostre cose che ci scrivete al 348 80 40 254. Pubblicità. Juanita, nel 1977 Sì? Max Pezzali insieme a Claudio Cecchetto scrivono una canzone che si intitola La dura legge del gol. Secondo te qual è la dura legge del gol? Ma perché mi fai queste domande? Tu lo sai che io sono veramente un amante del calcio. La dura legge del gol è cercare di fare gol. Ma dai, no, non è quella. No. Già. Che nella vita a volte, come nel calcio a volte tu attacchi per 90 minuti. La tua squadra attacca, prende pali, traverse, gol annullati, fuori gioco non inesistenti, sfortuna magari per un tiro che va fuori così. Tu attacchi per 90 minuti e poi l'unica azione della squadra avversaria fanno gol e tu perdi la partita. La vita è a volte così. Sì. A volte rende l'idea. Rende l'idea? E quindi sì. andiamo a cantarla, dai. Vabbè. La dura legge del gol. Le fotografie, chi mi ha convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo, scattano le paranoie, le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. S'alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scolla all'improvviso. Dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio. E la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgono subito e la buttano dentro a noi, la buttano dentro a noi. Da queste foto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima, per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. S'alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scolla all'improvviso. Dice voi non capite niente, è un po' come nel calcio. E la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgono subito e la buttano dentro a noi, la buttano dentro a noi. Il tipo con il cappellino blu della Juventus, quello lì sei tu. Mi sa che anche in bagno te lo tenevi su. Cosa? Il cappellino. E quella nella foto accanto a te non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva sceglio loro me. Quante in questi anni ci hanno deluso, quante ci hanno preso e poi di peso ci hanno buttato. S'alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scolga un sorriso e dice noi abbiamo capito tutto, è un po' come nel calcio. E
andate allo stadio? Sì. Che t'ho portato io. Di forza. Solo quella volta? Sì. Adesso devo raccontarlo. Quella volta che ho portato Juanita allo stadio siamo andati con Luciano, cioè io, lei e Luciano, quindi due juventini e mezzo, a vedere il derby Toro-Juve. Esatto. Ma siamo andati per comodità nello stadio del Toro. Esatto. In mezzo ai distinti Granata. Bellissimo. No, è stato bello. Per una volta che vado me le vado anche a prendere. No, magari, ma no? ci mancherebbe, ragazzi. Queste sono cose che non devono più esistere. Non devono esistere. Non devono proprio. esistere, ma dai. Anche se devo dire che quando ha segnato, se non sbaglio, ora Vanelli o qualcuno di simile, tutti così. Zitto Bianchini, gli ho piantato una gomitata a Bianchini che ha ancora un livido adesso, sono passati tanti Esatto, anni. per quello sono andata solo quell'unica volta, poi ho detto andate voi, va. E arriva un brano di Massimo Ranieri, però nella versione di Nina Zilli, da non confondere con Nilla Pizzi, ok? Certo. Vai, se bruciasse la città. Il cuore mio non dorme mai, sa che di un'altra adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un'altra sposerai, ma sei in fondo al cuore tuo c'è una ragazza, sono io. Ma chi l'ha detto? Ma perché non posso più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio. Impazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Il cuore mio non dorme mai per inventarsi accanto a te. Non brucia mai questa città, c'è ancora un'altra insieme a te. Impazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Wow, che interpretazione! Se bruciasse la cita. La cita di Tarzan? Povera. Ma perché? Ma povera scimmietta. Ma perché? No, non facciamo la voce. Allora, il mio manager mi Dice? scrive: comunque il calcio è l'unico sport, non è forse l'unico, ma è ancora uno dei pochi che purtroppo che devi dividere i tifosi con le barricate, tipo la Formula 1 si fa festa tutti insieme. Qua se ne potrebbe parlare tanto, purtroppo credo che il calcio, essendo uno sport molto popolare, abbia ancora bisogno di dividere soprattutto le teste calde, no? Gli ultra, i capi ultra. Certo, sarebbe veramente molto bello, bellissimo, non ci fossero ingressi separati, non ci fossero lanci di uova sui vari pullman, lanci di pietre, però credo che è passato tanto tempo dall'inizio del gioco del pallone e si sta sempre, invece che migliorando, sta peggiorando la situazione. Quindi non lo so, Giuliano, anch'io sono d'accordo della tua idea. Per di più, io mi ricordo quando andavo a vedere le partite di calcio,
e sentivo urlare contro 1 su 22 in campo, 1 su 23 e l'arbitro. Oh raga, può sbagliare, ma io sentivo dalle tribune i genitori dei figli in campo degli insulti a questo buonanima di arbitro. Raga, è un gioco, è un gioco. Ma è un gioco con tanti troppi interessi dietro, purtroppo. A proposito di Formula 1, chi lo sa se prima o poi vedremo proprio la Formula 1 a San Francisco. Azzurri su di noi. Prenderla così è possibile. Non saremo soli mai. O chiacchiero o canto, C'è un mondo d'amore dipinto di blu. Accendi il motore e vieni anche tu. Ti porto un giorno a San Francisco. C'è sempre il sole a San Francisco. Vieni con me, baby, oh my love. Vieni con me e passeggiare lentamente con te e poi salire sui tram di San Francisco. Guardare i fiori, le sue stelle d'argento che profumano il vento. San Francisco, vieni con me, baby, oh my love. Tanti amici troverai, canteranno insieme a noi. Nella mia mente, nei miei sogni di sempre, un desiderio d'amore a San Francisco. L'appuntamento, tu che arrivi nel vento per un dolce momento a San Francisco. Canta anche tu, baby, oh my love. Canta anche tu. La radio suona il nostro disco e balla tutta San Francisco. Balla anche tu, baby, oh my love. Balla anche tu. Sei mai stata a San Francisco? Mi manca. Nel 2022 ti ci porto. Va bene, grazie. Aspetto. 2022 più o meno verso ottobre ti ci porto. Mi tengo libera. San Francisco. Ok. San Francisco. Il modo per risparmiare questo. Vabbè, io ti ci porto poi. Nel 2022, certo. Ragazzi, 348 80 40 254, siamo in direttissima. Ma voglio ancora ricordarvi l'appuntamento di sabato, per chi si fosse collegato tardi. Noi saremo, io e Juanita, al centro culturale I Topi di Luserna San Giovanni. Faremo il nostro spettacolo, ma daremo anche voce a chi vuole mettersi in gioco e cantare una canzone insieme a noi. Si fa cena e poi, se uno fa la cena, può permettersi di cantare. Una canzone. Permettersi, direi. Sì. Canta una canzone Con insieme noi. a noi. Allora, Enrichetto, sono le 20:39. Gli altri appuntamenti li faccio subito dopo la pubblicità. Vi aspettiamo. Eccoci qua e siamo pronti per portarvi alla festa di San Giovanni a Barge dal 26 al 30 luglio 2024. Partiamo col 26, la gran paella di pesce e carne, mentre alle 21 si canta con i Libera Uscita, che salutiamo, cover band di Ligabue, addirittura tribute band show. Wow. E poi dalle 19:30 ci sarà musica e aperitivi fino a mezzanotte per tutto il paese. Sabato 27 partiamo alle 8:30 con la gara di bocce e poi abbiamo tante cose belle come la desbarassa, la barge desbarassa. Tu hai mai desbarassa? La mai desbarassa che co? Continuamente. È un mercatino. Poi mostra di dipinti, mostra di Lego, alle 19 gran grigliate d'antipasti, alle 19:30 continua il barge sound e alle 8:30 l'esibizione di ballo con la scuola
EDS Happy Thanks for You. Bene. Ma andiamo avanti la domenica, continua il mercatino, poi abbiamo sempre le gran grigliate di carne anche a pranzo e alla sera il concerto del nostro amico Michael Capuano. Lunedì 29 dalle 9 alle 13 la fiera commerciale, alle 2 la gara di bocce, alla sera salutiamo un altro nostro amico Aurelio Seimandi, ballo a palchetto gioielli, quindi salutiamo Aurelio, si balla, bravo Aurelio. Martedì 30, attenzione, martedì 30 vi invito tutti, ma davvero tutti, alla cena in bianco. Ci saremo anche noi con le telecamere di Rete 7, ci sarà anche la zia Marta, è una novità questa, è una novità infatti. dell'ultimo minuto, ci sarà, diglielo martedì mattina. No, diglielo tu, ma io l'ho già detto a zia Marta. Ecco. Ci sarà anche la zia Marta vestita rigorosamente di bianco, anche lei, perché si prevedono più di 1300 persone sedute per le vie di Barge. Sarà uno spettacolo di questo colore bianco e poi alle 10 di sera ci saranno i fuochi d'artificio, ragazzi, belli, le maggiorette, quindi sono giorni da non perdere in quel di Barge. Adesso, se la regia è d'accordo, andiamo a leggere tutti, ma proprio tutti i messaggi arrivati fin qui. Grazie regia, andiamo un po' a vedere. Casa Peretti ci coccola con la musica, Dani. Grazie Dani. Grazie Dani, ciao. Vieni a trovarci sabato ai Topi, Dani, dai, sì, che facciamo la grande festa finale di Casa Peretti, poi ci fermiamo un po', dai, ci farebbe piacere vedervi proprio tutti sabato a Luserna-Alta. Enrico, ti presento Johnny. Ciao Johnny! Cioè, è proprio lui, è proprio Johnny! Sabato ho passato una bellissima serata con un trio fantastico. Buon inizio settimana a Lili Larorà, che ho avuto l'onore di conoscerla, di darle anche 2 bacini, una signora straordinaria, stupenda, bellissima. Grazie Lilli! Grazie cara Lilli, ciao! Bravissimi, una grande interpretazione di Che sarà di me. Grazie amici, viva Casa Peretti, Giovanni da Alessandria. Ciao Giovanni, grazie! Grazie Gio. Ciao Enrico, saluti dallo Zoom, Max76. Ciao Max. Sono stato allo Zoom un po' di qualche anno fa, forse 1 anno e mezzo fa. Tutti questi animaletti carini, bello. Ciao Enrico, ciao Alessia, come stai bene? Tutta abbronzata. Grazie. E io no. È bello vedervi cantare insieme, ci rallegrate le serate con queste belle canzoni. Grazie di cuore Renata da Piscina. Grazie Renata, grazie mille. Facciamo un po' effetto panna e cioccolato stasera. Eccolo lì, Antonio Primiceri che ci scrive: ciao Casa Peretti, Antonio. siete unici, anzi super unici. Grazie Antonio. Ciao. Ci vediamo sabato ai Topi di Luserna. Vieni a trovarci. Voglio vedervi tutti sabato. Siamo una coppia giovane, andati a convivere da poco e non vediamo l'ora di rientrare a casa per ascoltare la vostra trasmissione di sala. Allora, innanzitutto in bocca al lupo, una coppia giovane che ha questa esperienza, quindi da poco tempo, è bellissimo. Mi raccomando, cantate, perché più cantate insieme e più le cose da una parte si aggiustano e dall'altra parte si rafforzano. Esatto. Ok. Ciao Enrico, ciao Alessia, ben ritrovati. Alessia, sei bellissima, prontissima. Grazie. Un bacione grande, Stefano, Gabriella e Milli. Ciao a tutti e 3. Beppe Vessicchio, guarda Beppe Vessicchio. Ci ascolta Beppe Vessicchio, che bello. Ciao ragazzi, gentilmente potresti farmi ascoltare la canzone Zombie. Come sempre vi ringrazio. Un abbraccio, buona serata. Lo dice Emilio. Ciao Emilio, un bacione. Vediamo se riusciamo a farla sul finale stasera. Emilio, vieni a trovarci anche tu ai Topi sabato, te la faccio così, dal vivo. E sarà in scaletta sabato, quindi Enrico, l'amore non è bello se no litigarello, bravi, lo dice Ninin. Ciao Ninin, ciao. Va pazienza. Bellissima serata sabato sera, siete magnifici, Giuseppe e Anna Maria. Ciao ragazzi. Loro erano in prima fila sabato sera. Da loro ero a pranzo. Siete bravissimi e carinissimi. Un abbraccio da Ivo, Angelo, Colnago, di Varedo, Monza e Brianza. Ciao! Voi siete un po' lontani, però vabbè. Complimenti per la serata a Torre Pellice, sempre bravi. Saluti a tutti da Romy e Roby. Ciao Romy e Roby, ciao, vi voglio bene. Roby. Eccoci qua. Cioè, un saluto grande Anna Maria e Giuseppe, buona serata a tutti. E tu mi vieni a dire che quelle cose lì davanti non le hai mangiate? Le ho mangiate, ma te le ho anche portate. Allora cosa dici, che non sei ingrassata un ma pochettino? non sono ingrassata, le ho mangiate, non sono ingrassata. Bravissimi, ciao da Maddalena. Ah già, perché sei venuta su a piedi da Torino. Esatto. Ciao Maddalena,
un abbraccio. Ciao carissimi, sono passata a farvi un saluto mentre mi cucino il pollo. Sempre bravo showman il mio amico Enrico, la mia amica Juanita alias Alessia. Buon proseguo, un abbraccio da Marina Ferrari, Torre Pellice. Ciao Marina. Ciao Marina. Ciao. Marina, grazie. da domani diremo anche lei perché ha un evento importante, Marina, musicale, e da domani lo ricordiamo. Benissimo. E stasera no, perché è da una parte che ormai è tardi. Ok. Bravissimi, vai Agostino Poggio. Ciao Agostino. Ciao. Ciao, grazie davvero. Casa Peiretti, un saluto prima delle vacanze. Ti mando un forte. Non vedo da qua, Enrico. Dica, ti aiuto io. Ciao Piretti, un saluto prima delle vacanze e non vedo. No, ti mando ti mando una foto dell'orto, San Giacomo di Roborendo. Un Ma che saluto. bello. Oh, spettacolare. No, ma è fantastico, grazie. Pensavo fosse in qualche parco, invece è il suo giardino. È il suo giardino. No, complimenti. adesso racconto dov'è Marina. Sono andata a Vallentrona, paese Loccacasca. Ora sto cantando con voi, grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Sì, Vallentrona. Mai sentito? Dov'è Loccacasca? Non lo so. Però è bello, Loccacasca. Loccacasca. Povera Oca. Vabbè. Buonasera a tutti da parte di Johnny. Johnny, un saluto grande, ciao. Johnny c'è. Presente. Ciao Enrico, ciao Alessia, bravissimi come sempre da Ettore di Luserna. Ciao Ettore, un abbraccio. Ciao Ettore, grazie, un grandissimo saluto da Mauro Roberta da Rivalta. Ciao Mauro, ciao Roberta. Ciao. A proposito di Notte Bianche, quella foto che avete visto prima, noi non saremo presenti alla Notte Bianca del 3 agosto, ma ci sarà la cantante, la nostra amica Marina Ferrari, quindi andatela a sentire perché ne vale la pena. Un grande repertorio, una grande voce, poi un'amica di Casa Peretti, quindi il 3 agosto, mi raccomando, la Notte Bianca di Torre Pellice. Ciao amici di Casa Peretti, ciao Alessia, vado avanti. Enrico, la vostra compagnia mi dà tanta gioia e serenità quando c'è sempre Casa Peiretti. Alessia è sempre una bella persona. Enrico sei sempre molto un grande, mi fate sempre molta compagnia. Viva Casa Peiretti e Enrico da Colegno. Ciao. Ciao Enrichetto, grazie, buona serata ragazzo, buonasera. Non Juanita ma Abbronzita. Bella come Abbronzita, uno spettacolo, la vostra trasmissione con affetto Bettettino. Ciao. Grazie Betta, grazie Tino, ciao. Ciao Enrico, ciao Alessia, iniziamo bene la settimana con il vostro stupendo programma, sempre più bello, sempre più curato. Luciano Di Brandizzo! E ciao Luciano, un abbraccio. Ciao Lucianino, siete bravissimi, un bacione Enrica da Rivalta. Presente Rivalta, tanto. Ciao Enrica. Sono Frank di Aosta, potete cercando di te dei Pooh. Wow, vabbè, la puoi bella. fare Enrico. Pezzettino magari, dai. Ciao Frank. Vai avanti, ciao adesso ragazzi, ce l'ho. ottime canzoni, buon inizio di settimana e buona serata. Silvana e Giacomo, un abbraccio. Ciao. Silvana e Giacomo, ciao. Ciao, Vi amici aspetto miei. sabato ai topi. Tutti sabato ai topi, avevo spartito. Buon da qualche inizio parte. settimana, come sempre siete sempre spartito. super. È spartito, sì. Complimenti Enrica Casa Peiretti da Piero l'Alpino di Gressonei, vi mando dei fiori della natura che va rispettata. Ciao, sono d'accordissimo con te, va rispettata la natura, vanno rispettati gli animali, vi prego. Ecco, Locasca, si chiama il paese, Locasca. Locasca, io non ho lo spartito, ma peccato di cercando di te, se no gliela cantavo volentieri. Magari Comunque domani, sì, no, dai. ma lo cerco, abbiamo ancora un po' di tempo, adesso andiamo a cantare un altro brano molto ma molto bello perché arriva Brividi di Rossana Casale. Eccola qui. Vieni a controllare se l'ho messa Stavo giusta. ballando. Vivere come gli amori impossibili, siamo rimasti noi a illuderci e cadiamo come petali. Piangere per già sentirsi
fuori e dentro di me. Trovata. La base, volevo farla pianoforte. Cercando di te ho consumato la mia vita tra storie in salita e provvisorie verità. Il tempo è pieno di sorprese e qualche volta ci assomiglia. Si sogna e si sbaglia e ci si spegne sempre un po'. Cercando di te in ogni donna che ho incontrato, ho sempre inventato passioni grandi più di me, ma son tornato sempre solo a medicarmi le ferite, convinto ogni volta che non ti avrei trovata mai. Capita che poi, quando non hai voglia più di crederci, ti cade addosso un'emozione, cresce prepotente senza regole, d'un tratto torni a vivere. Comincia da qui il secondo tempo della vita mia, e tutto quello che sarà è ancora da scrivere. Non mi sveglierò con un sorriso sconosciuto accanto, sempre straniero in ogni letto, ho il mio cuore sconfitto, cercando di te. Io voglio ringraziare Enrico in regia, puntata perfetta, grande Enrico davvero. Voglio ringraziare la mia compagna di musica, la mia compagna di viaggio, di cuore, di vita, Juanita. Grazie, e lui, solo lui, sempre lui. Dobbiamo ringraziare prima Giuliano Falco. Allora, Prima Giuliano infatti Falco. io